vittoria sotto la pioggia per il Palermo Futsal Club, che vince ancora in campionato, fa 8/8, 4-2 contro lo Sparta Palermo. Siamo qui con il vicepresidente Manfredo Pazzaglia, lo salutiamo e ti chiediamo subito, domanda a bruciapelo, è stata la partita più difficile della stagione? È stata una partita veramente complicata, in un campo bagnato, palla difficile da controllare, gli avversari sono venuti qui per farcela sudare questa partita, sono venuti concentrati, chiusi, non abbiamo più voce perché veramente è stata tirata fino all'ultimo. Continua a segnare invece Gabriele Gennaro, doppietta, sta tornando forse quello dei livelli, dei tempi del Palermo Calcio a 5, quanto lo aspettavate? Gabriele Gennaro è un acquisto per il nostro gruppo molto importante, è un giovane, è una punta di prospettiva e no, ci puntiamo tanto. A Vito, che sicuramente ha tanta esperienza nel campo di calcio a 5, lo sta aiutando sicuramente ad integrarsi nel mondo del calcio a 5, ma è un ragazzo che ha tantissima qualità e tanta voglia, un bravo ragazzo. Tra i pali invece indistinta soltanto Peppe Calì, grande prestazione ancora una volta per lui, che si sta riprendendo quel posto. Che partita è stata per lui? Giuseppe anche lui incredibile, con la palla bagnata ha preso un sacco di parate, veramente ha levato la ragnatela da ovunque oggi, quindi bravi loro e bravi anche il nostro Peppe, che da solo si è preso una grande responsabilità e ha portato a casa la vittoria. Adesso invece passiamo alla Coppa Trinacria, prossimo incontro contro l'Atomo Networks a Partinico, un campo nel quale il Palermo Futsal ha già giocato e anche vinto. Vi aspettate una partita diversa rispetto a quella di campionato o analoga? No, ci aspettiamo assolutamente una guerra. Partinico è un campo anche quello là difficile, i ragazzi sono esperti, tra giovani e più esperti sarà secondo me una delle più belle partite.